come questo rapporto con i pet, con gli animali, che si sposa con il momento della fragilità, abbia una risonanza sia sotto il profilo della nostra coscienza, della nostra sensibilità, sia sotto il profilo medicale. Non posso che ringraziare quindi gli organizzatori di questo evento, sperando che possa portare da un lato una conoscenza migliore del tema, dall'altro possa rivelarsi una spinta per poter sempre più procedere su questa strada che è già stata aperta, che già desta attenzione e che possa portare beneficio a tutte le persone che ne hanno bisogno. Grazie. Grazie Presidente, grazie per questo intervento. Ora passerei la parola anche al dottor Salvatore Catania, che è direttore della sezione di Verona dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, per un saluto. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Sono qui a portare i saluti del mio direttore generale Antonia Ricci, direttrice generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, e per presentare questo importante incontro che vede praticamente l'Accademia come centro, come punto per rilanciare un'attività sugli interventi assistiti sugli animali che è cruciale in questo contesto sociale, visto che nella fragilità in cui viviamo il momento attuale, la potenza e la forza dell'attività che gli animali e il rapporto uomo-animale possono dare e possono aiutare a risolvere quelle criticità o quelle fragilità che tante volte noi non vediamo dall'esterno. E questo momento è un momento importante per vedere attraverso la multidisciplinarità e la presenza dei diversi attori coinvolti come queste attività permettono e aiutano le persone che hanno specifiche necessità. E perciò, oltre a ringraziare l'Accademia per averci ospitato e per averci invitato in questo importante incontro, ringraziamo anche gli organizzatori per i temi che sono stati scelti e per l'organizzazione nella scaletta che è stata data, proprio per far vedere come questa importante attività riesce praticamente a essere vista da diversi interlocutori, come possono essere praticamente le istituzioni, i medici veterinari, gli operatori, gli assistenti sociali, permettendo integrandosi in quel contesto sociale per risolvere quelle criticità attraverso quel rapporto antico e atavico che è il rapporto uomo-animale. E perciò non faccio altro che augurarvi buon lavoro e ringraziarvi per l'occasione data. Grazie anche al dottor Salvatore Catania. Ora passo la parola, sempre per un saluto, al dottor Felice Nava, direttore dei servizi sociosanitari e sociali dell'ASL 9. Porto i saluti del direttore generale dell'azienda US 9 Scaligera, la dottoressa Patrizia Benini. Ringrazio, mi avvicino, ringrazio anche, se questo si sente meglio. Ringrazio anche il moderatore, meglio sì. Anche il presidente dell'Accademia. Devo dire, io vengo da Padova, sono poco meno di 2 anni che sono a Verona. Entrando, perché dico questa cosa, l'ho anche detto al dottor Cestaro, che ringrazio anche dell'invito, so che ha partecipato in maniera attiva insieme ad altri colleghi all'organizzazione dell'evento. Ho avuto l'impressione di entrare come connotazione assolutamente positiva in un vecchio palazzo, così come lo si può trovare, vecchio palazzo storico, così come lo si può trovare a Napoli o a Palermo, che secondo me ha un sapore e un fascino particolare, soprattutto qui a Verona, quindi veramente mi complimento per la sede, che poi mi piacerebbe anche un giorno visitare. L'intervento assistito con gli animali è un tema estremamente importante che io credo debba essere ancora di più sviluppato all'interno della strutturazione anche dei livelli essenziali di assistenza, di quello che possono essere anche le potenzialità
con un target veramente ampio di soggetti, e quindi dalle persone con patologie psichiatriche a persone anche con dipendenza da sostanze, con la dottoressa Contalbrigo a Padova, con l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie e l'azienda Ulus 6 Eugania abbiamo fatto degli interventi interessanti appunto con le persone con problemi di sostanze all'interno del carcere, con la disabilità, quindi il target è molto ampio, con gli anziani, quindi abbiamo uno spazio enorme che è ancora da esplorare. Io penso che sia estremamente importante lavorare andando a implementare quelli che sono gli aspetti metodologici, perché è indubbio che un aspetto importante, e i colleghi veterinari lo sanno benissimo, è l'interazione uomo-animale dal punto di vista comportamentale, quindi è importante capire come sinergizzare gli interventi sull'uomo tramite gli animali e quindi anche come sviluppare un metodo che sia capace di misurare l'efficacia degli interventi, capire come questi interventi possono essere accompagnati a quelli che sono poi gli interventi riabilitativi anche tradizionali. Io credo che questo sia anche un altro spazio importante di applicazione. Come fare questo? È chiaro che noi sappiamo, qui a Verona si stanno sviluppando degli interventi assolutamente interessanti, per cui tutta la disponibilità da parte dell'azienda US 9 Scaligera in questo senso, ma probabilmente è importante anche fare sistema, perché questo è un aspetto che va implementato. L'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, in questo so che storicamente è molto impegnato anche con il centro di pet therapy. Sarebbe bello che a livello regionale si sviluppasse proprio a partire dall'area sanità e sociale un nucleo che vada proprio a lavorare e a sperimentare, quindi a far cadere a terra tutta una serie di interventi e di progettualità in questo senso. È chiaro che servono risorse, su questo io qua a Verona do la mia disponibilità per capire come ancora di più sviluppare questo tipo di interventi, anche con le risorse che sono a disposizione, anche con Cari di Verona, con tutte quelle risorse che sul territorio possiamo mettere a terra. Io ci credo moltissimo, l'esperienza e la professionalità è altissima, perché ho avuto modo anche appunto da operatore, lavorando appunto con l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie e con la dottoressa Contalbrigo, anche a comprendere come è complesso la costruzione di un intervento assistito con gli animali. È complesso sia dalla parte umana che dalla parte animale, e soprattutto abbiamo anche visto e pubblicato peraltro dei risultati che provano una certa efficacia rispetto all'intervento. E concludo, cosa è importante fare? Innanzitutto queste iniziative io credo siano assolutamente importanti, perché anche mettere in evidenza le potenzialità di un tipo di intervento che non so se definirlo, spesso noi parliamo in medicina di medicina non convenzionale. Secondo me gli interventi assistiti con gli animali non la possiamo definire una medicina non convenzionale, in quanto poi ha un metodo, un'efficacia in questo senso. Però cercare in qualche modo di fare cultura, di fare formazione, di sperimentare e fare sistema rispetto a una serie di iniziative, io credo che sia un elemento assolutamente indispensabile, che è quello che stiamo facendo. È importante coinvolgere all'interno delle aziende USLO quelli che sono poi i servizi veterinari, insieme ai servizi
spesso sono servizi appunto dell'area che afferiscono ai servizi sociosanitari. E credo che sia importante fare anche un altro tipo di lavoro che so che c'è, soprattutto dal punto di vista dei veterinari, meno dal punto di vista clinico da parte dei servizi sociosanitari, che è quello di fare sistema e condivisione delle esperienze. So che voi siete una rete, guardo il dottor Cestaro, siete una rete potente, sicuramente i medici veterinari in questo forse hanno una potenzialità di rete più elevata di quelle dei medici chirurghi, perché noi siamo più abituati ad avere più dinamiche complesse. Quindi io conto molto sulla capacità appunto della forza dei medici veterinari di portare avanti questa rete, che io credo che appunto state già lavorando molto bene, ma su questo io sono convinto che è proprio importante investire. Per cui grazie ancora e mi complimento ancora per questa sede che mi ha fatto una impressione veramente magica nell'entrare. Grazie. Allora, grazie dottor Nava per le belle parole che ha detto anche della nostra accademia. Insomma, comunque la visita gliela faremo fare tranquillamente quando vorrà. Grazie per tutto quello che ha detto, e io avrei anche in programma i saluti del dottor Alfredo Guglielmi, presidente dell'Ordine dei Medici Chirurgi e Odontoiatri di Verona, però non lo vedo in sala, per cui direi che andiamo avanti e chiamo qui il dottor Massimo Valsecchi, segretario dell'Accademia di Agricoltura e Scienze Elettriche di Verona, che farà una breve introduzione. Ecco, volevo dirvi che l'incontro è anche in streaming, per cui abbiamo anche le persone collegate via internet con l'Accademia per questa giornata di incontro sugli interventi assistiti con gli animali, cui l'Accademia ci crede molto, e adesso il dottor Valsecchi farà una breve introduzione. Farò una brevissima introduzione. Volevo però, abbiamo concordato che ci fosse bisogno, fosse utile perlomeno, avere un'introduzione anche per inserire questo tipo di intervento all'interno di un percorso che stiamo sviluppando da alcuni anni in Accademia. Allora, voi sapete, la pet therapy praticamente inizia nel 60, cioè viene data come... Ora, dal 60 ad adesso, la medicina umana, anche la medicina veterinaria, ma la medicina umana ha avuto uno sviluppo in termini di diagnostica e di terapia spettacolare, cioè al di là del prevedibile, valutando la storia precedente. Ora, da questo zoccolo duro, diciamo, si è indotti a considerare la pet therapy come una simpatica curiosità rispetto all'arsenale importante che abbiamo di terapeutico e diagnostico. In realtà non è così, perché se noi utilizziamo un punto di vista diverso, che è sempre una grande strategia, e nella fattispecie se utilizziamo il punto di vista del benessere del paziente e consideriamo questo aspetto di fianco a quello di contrasto della malattia, la visione della pet therapy e il rango che assume nella qualità di assistenza del paziente muta radicalmente. E questo tipo di visione diversa penso che sia un insegnamento di metodo di cura che possiamo ricavare dalla pet therapy. Come diceva Nava prima, noi abbiamo chiaro che serve, non abbiamo chiaro fino in fondo perché serve, ma serve. Volevo fare una seconda considerazione che è non strettamente legata alla pet therapy, ma fortemente contigua al nostro rapporto con gli animali.
il contesto culturale nostro attuale è fortemente orientato a escludere il concetto di morte. Questo l'abbiamo trattato più volte in accademia a partire dagli antichi. La nostra società, a differenza di quasi tutte le società precedenti, tende a escludere o a ghettizzare, a nascondere il concetto di morte. E questo è il fatto che il concetto di morte non sia più visto come un essenziale momento costruttivo del ciclo di vita, ma come un evento atroce che prima o poi la scienza annullerà, è una follia. Allora, chiunque di noi, penso ce ne sono molti qui dentro, abbia avuto la sorte di assistere alla morte di un compagno non umano, penso che ne abbia tratto un esempio di serenità che, specie nei confronti dei bambini, voglio dire, funge da antidoto potente contro questo insensato desiderio di immortalità umana. Io, so se avete notato, evito di usare volutamente il termine di animale da compagnia, che mi sembra molto riduttivo e inadatto a descrivere la qualità del rapporto che, se si è un po' accorti, si riesce a instaurare tra un umano e un animale amico. E non a caso, e con questo concludo, mi ricordo che Akira Kurosawa, nel suo film molto bello, Der Surjala, definiva gli animali piccole anime, e questo forse è un termine che si adatta di più al concetto di pet therapy. Allora, grazie anche al segretario dell'Accademia, dottor Massimo Valsecchi, per questa sua introduzione che ha gettato dentro anche altre cose, anche la questione della morte. Allora, prima di cominciare qui i lavori, se permettete, io vorrei ringraziare due persone che sono le artefici di questo incontro, perché c'è sempre qualcuno dietro un incontro che organizza, che fa. Per cui vorrei ringraziare molto Gaddo Vincenzoni, membro effettivo di questa accademia, e Fabrizio Cestaro, presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari di Verona, per aver voluto proprio con caparbietà questo incontro. Ci siamo incontrati a giugno per parlare di questo incontro e siamo arrivati ad oggi presentando questo. Facciamo una tavola rotonda, un modo per scambiare delle idee, per trovare insieme dei modi per poter migliorare ancora di più da tutti i punti di vista. E per parlare, per migliorare, per trovare delle soluzioni, ma anche per trovare anche nuove prospettive, abbiamo voluto qui ben 5 relatori, che sono la dottoressa Laura Contalbrigo, Centro di Referenza Nazionale per Interventi Assistiti con gli Animali, che prego di accomodarsi, se sarà anche la prima relatrice. Poi ci sarà il dottor Fabrizio Cestaro, Presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari di Verona, che ti prego di venire qui. Poi il professor Leonardo Zoccante, che è referente per i disturbi dello spettro autistico per l'Istituto Superiore di Sanità per la Regione Veneto, che ringrazio di essere qui con noi. La dottoressa Camilla Siliprandi, medico veterinario specializzato in interventi assistiti con gli animali, e poi la dottoressa Elisa Zorzi, fattoria sociale Chiama le Code di Villafranca, che non ci stiamo tutti? Facciamo allora, facciamo. Non avevo contato bene le sedie, mettiamola così. Allora, intanto, prima di dare la parola ai nostri relatori, volevo dire 2 parole anch'io sulla pet therapy, ma 2 parole introduttive perché poi già è stato detto parecchio, poi andiamo nello specifico. Intanto il termine pet therapy, che è quello più di uso comune, ma non è quello più esatto, perché più esatto è interventi assistiti con gli animali, che è stato regolamentato nel 2015 con le linee guida nazionali. E questo nuovo termine, appunto interventi assistiti con gli animali, permette di raggruppare le diverse declinazioni di questo servizio alla persona, che può avere obiettivi terapeutici, come andremo poi a vedere, ma anche educativi o ludico-ricreativi. Sono
sono una serie di servizi che si sta diffondendo sempre di più in Italia a supporto dei servizi sociosanitari, come abbiamo sentito prima dal dottor Nava, e anche se rimangono ancora delle criticità da risolvere e dei quali ne parleremo oggi, perché delle criticità esistono come esistono in tutte le cose che si fa, che però possono essere ampiamente superate. Le specie animali che vengono impiegate in questi interventi assistiti sono in genere, non per forza sempre questi, comunque in genere sono cani, gatti, conigli, asini e cavalli. Nell'ultimo report del Centro di Referenza Nazionale per Interventi Assistiti con Animali, che ricordiamo ha sede presso l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, nel 2023 sono stati coinvolti in Italia 655 cani, 46 gatti, 122 conigli, 394 cavalli e 81 asini. Questo è l'ultimo rapporto, non so se poi sono stati fatti degli altri dopo il 2000. C'è aggiornamento, per cui saranno ancora di più, naturalmente. Ecco, oggi dunque facciamo un focus su questo servizio, trattando l'evoluzione normativa, le implicazioni sanitarie e sociali che coinvolgono i pazienti e gli animali. Poi avremo un racconto di esperienze pratiche di tipo terapeutico ed educativo e infine le prospettive future di questo servizio. Allora, fatta questa breve introduzione, giusto per capire quanto è grande e quanti animali coinvolge e quanti istituti coinvolge, do la parola subito alla dottoressa Laura Contalbrigo del Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti con Animali, che ci parlerà della cornice normativa in cui si muove questa attività, i punti di forza, le criticità del settore legati alla sostenibilità economica, perché bisogna parlare anche di questo, e all'inquadramento giuridico dei coauditori degli animali. Ecco, prego, dottoressa. Grazie, vi ringrazio l'Accademia per l'invito e per questa opportunità di scambio, di confronto, perché vorrei che fosse anche un momento di confronto e di discussione sulla tematica. Io, come vi diceva il moderatore, sono un dirigente veterinario, lavoro presso il Centro di Referenza Nazionale per gli Interventi Assistiti con gli Animali. Che cos'è il Centro di Referenza? Giusto per chiarire a tutti, è un organo tecnico-scientifico del Ministero della Salute. Quindi siamo stati istituiti con un decreto ministeriale nel 2009, 18 giugno 2009, e allocati presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, a Legnaro, quindi presso la sede centrale. I nostri compiti sono sia compiti legati all'attività di ricerca nell'ambito del settore degli interventi assistiti, ma non solo, perché ci occupiamo anche di cani di assistenza alle persone con disabilità, che sono un settore completamente diverso e che anzi può essere di vostro interesse in futuro, sarebbe interessante avere anche una serata dedicata ai cani di assistenza. E oltre all'attività di ricerca ci occupiamo anche di una serie di attività istituzionali, tra cui quelle che ci sono state attribuite dall'accordo Stato-Regioni del 2015 precedentemente citato. Perché? Perché questo accordo è la pietra miliare, ormai sono passati 10 anni, su cui si è fondata tutta la regolamentazione del settore degli interventi assistiti in Italia. Ha definito che cosa sono gli interventi assistiti, perché gli interventi assistiti con gli animali sono un servizio alla persona. Poi lo possiamo declinare, e viene declinato infatti all'interno dell'accordo, con terapia assistita, educazione assistita con gli animali o attività assistita con gli animali, in funzione di quelli che sono gli obiettivi che si perseguono al servizio dell'utenza. Quindi nel primo caso un obiettivo di natura terapeutica, diretto quindi, interventi quindi diretti a persone che sono affette da una patologia fisica, psichica o plurima. Gli interventi di natura educativa, nel quali invece i progetti sono orientati a valorizzare le risorse degli individui nei loro contesti di vita, e infine le attività assistite con natura prettamente ludico-ricreativa. Gli interventi su cosa si fondano? Si fondano su un coinvolgimento dell'animale domestico. E coinvolgimento perché?
perché si sviluppano per la costruzione di una relazione con l'animale. Questo significa che si strutturano con una serie di interazioni affiliative di natura positiva che si instaurano tra l'utenza e l'animale, e questo fa sì che si sviluppi un rapporto di reciproca fiducia e che questo rapporto venga utilizzato come strumento da un professionista, che può essere un professionista dell'area sanitaria o un professionista dell'area educativa, a seconda che si tratti di terapia o di educazione assistita, per orientare il paziente o l'utente al raggiungimento degli obiettivi che sono stati fissati nell'ambito del progetto. Quindi voi capite che non è l'animale ad essere un terapeuta, l'animale diventa un mediatore della relazione, un mediatore relazionale che potenzia l'azione del professionista dell'area sanitaria o educativa, apre dei canali, favorisce la costruzione dell'alleanza terapeutica. Questa è il cuore, diciamo, è proprio il cuore dell'intervento assistito, e questo vi fa capire che non è importante solo l'animale, ma è estremamente importante la professionalità di chi entra in campo a fianco dell'animale, ed è una cosa su cui le linee guida hanno veramente puntato. Le linee guida come accordo è stato recepito da tutte le regioni italiane e province autonome. Significa che questa regolamentazione, che abbiamo solo noi in Italia, perché altri paesi dell'Unione non hanno regolamentato questo settore, ma a livello mondiale in generale il settore non è regolamentato. Noi in Italia a livello istituzionale gli abbiamo dato una dignità. Le regioni e le province autonome l'hanno poi recepito, questo accordo, e reso quindi attuativo su tutto il territorio. Questo significa che le linee guida sono un punto di riferimento che può essere poi codificato anche e ripreso all'interno di altre norme, e lo vedremo, che infatti gli interventi assistiti sono descritti nell'accordo Stato-Regioni del 25 marzo 2015, ma che questo accordo poi è già entrato all'interno di altre norme vigenti nel nostro Paese. Qual è il cuore delle linee guida? Le linee guida definiscono le professionalità che devono essere coinvolte. Dottoressa, mi scusi solo un attimo, stia più vicino perché sennò per l'erogazione del servizio. non sentono. Ok? Quindi l'equipe multidisciplinare che deve essere coinvolta per l'erogazione del servizio, che è molto complessa nel caso della terapia e dell'educazione assistita, che sono interventi che possono essere erogati coinvolgendo solamente 5 specie domestiche, che vedete lì rappresentate, che sono state già citate prima, quindi cane, gatto, coniglio, asino e cavallo, e che prevedono la presenza non solo di figure che supportano la parte animale, quindi il medico veterinario esperto in interventi assistiti e il coadiutore dell'animale che affianca l'animale sul setting, ma anche le figure professionali che fanno a supporto dell'utenza o dei pazienti, quindi responsabili di progetto e referenti di intervento. E sono anche dettagliate le professionalità che possono accedere all'idoneità come responsabili di progetto e referenti di intervento. Vedete che il responsabile di progetto in terapia può essere solo un medico specialista o uno psicologo psicoterapeuta, ad esempio. Un responsabile di progetto in educazione deve essere un pedagogista, un educatore professionale, uno psicologo psicoterapeuta. Quindi capite come ci sono delle figure professionali che acquisiscono una formazione specifica ulteriore, ma nel momento in cui erogano l'intervento assistito sono comunque nell'esercizio della loro professione. Infine l'attività assistita è invece un'equipe molto più semplice, in cui è comunque previsto la strutturazione di un progetto, è prevista la presenza del medico veterinario, esperto in interventi assistiti, del coadiutore dell'animale e di un responsabile di attività. Queste possono essere erogate con tutte le specie domestiche. Vi faccio notare quindi come sempre gli interventi mantengano un approccio cosiddetto a diamante, cioè una visione in cui c'è sempre una parte dei professionisti che sostengono l'utenza nel suo percorso
e altri professionisti che invece affiancano l'animale. Questo per garantire il benessere di entrambe le soggettività coinvolte, che è poi il cuore. È fondamentale garantire il benessere perché? Perché garantendo il benessere è possibile costruire quella relazione positiva di cui parlavamo prima e che è fondamentale per poter raggiungere gli obiettivi che l'intervento assistito si è posto. Tutti i professionisti sono registrati all'interno di questa piattaforma perché sono in possesso di una specifica idoneità rilasciata da enti accreditati presso le regioni dopo aver fatto uno specifico percorso formativo. Quindi chi di voi è interessato a usufruire di questo servizio può verificare attraverso la piattaforma che è pubblica, che si chiama Digital Pet, se le persone con cui si sta interfacciando sono formate, sono in possesso di idoneità. Al momento all'interno della piattaforma, oltre all'elenco dei professionisti, è presente anche l'elenco delle strutture che sono in possesso di nulla osta, perché le linee guida prevedono che anche le strutture debbano dotarsi, strutture che erogano questo tipo di servizio, debbano dotarsi di nulla osta in alcune situazioni, quindi quando si eroga terapia ed educazione in particolare. Strutture militari, vi chiederete perché strutture militari? Perché l'esercito ha dei propri centri ippici in particolare, presso i quali vengono erogati interventi assistiti. Poi all'interno della stessa piattaforma, però non è visibile ancora al pubblico, sono registrati gli enti di formazione accreditati presso le regioni che erogano il servizio e poi è presente anche un registro di progetti che servono a noi soprattutto per le rendicontazioni che facciamo annualmente al Ministero e il registro degli animali. Infatti noi annualmente dobbiamo rendicontare al Ministero alcuni dati di settore che adesso vi scorro velocemente, cioè abbiamo quindi 24.877 idoneità rilasciate e registrate all'interno della piattaforma. Lì vedete la distribuzione per le varie regioni, non si vede benissimo, però il Veneto è quello là, diciamo che siamo tra le regioni con il maggior numero di operatori. Qui vedete la distribuzione degli operatori, vi faccio notare già una grossa criticità, abbiamo un numero molto limitato di alcune figure, okay? Soprattutto i responsabili di progetto in terapia, i medici veterinari, sono profili professionali in cui abbiamo percentuali molto basse e numeri molto ridotti poi. Già nel complesso il numero di professionisti è ancora limitato. Cambia molto, c'è disomogeneità da territorio a territorio in Italia, però ci sono aree nelle quali non si riesce per carenza di professionisti ad avere tutte le figure dell'equipe. Le strutture ad oggi registrate sono 125 e qui vedete la distribuzione delle fasce di età verso cui vengono erogati i progetti. In particolare diciamo che le fasce di età più interessanti verso cui abbiamo la maggior parte dei progetti erogati sono attorno ai 10-14 anni. Poi vedete che c'è un picco anche nella fascia geriatrica e in genere però la maggior parte della concentrazione di interventi si ha nell'età pediatrica. Il numero di progetti oggi registrato è ancora abbastanza limitato, ne abbiamo attualmente circa 617, però dal 2024 abbiamo iniziato a registrare anche le attività assistite. Inizialmente si registrava solo terapia ed educazione, oggi gli operatori possono registrare anche le attività proprio per cercare di darci un quadro più completo possibile del fenomeno. Una delle grosse criticità è che attualmente abbiamo una raccolta dati che non corrisponde alla realtà, cioè c'è una discrepanza tra i dati che abbiamo in piattaforma e che quindi vengono rendicontati al Ministero e quello che accade nella realtà. Cioè sappiamo che ci sono molti più progetti e molti più interventi che vengono erogati sul territorio di quelli che effettivamente rendicontiamo e questo è un grosso limite nel momento in cui a livello istituzionale ci dobbiamo confrontare per trovare delle strategie che vadano anche a sostegno di questo servizio. Se non abbiamo dati certi non possiamo
riuscire a mettere in piedi sistemi che possano effettivamente favorire la crescita ma anche la stabilizzazione del servizio all'interno magari delle programmazioni sociosanitarie delle regioni. Gli animali, i dati aggiornati sono questi, quindi abbiamo 757 cani, 48 gatti, 130 conigli, 464 cavalli e 93 asini in terapia ed educazione. Poi in attività le registrazioni sono limitate ancora solo a, diciamo, a metà 2024 e abbiamo un numero di animali, come vedete, ancora ridotto. Perché gli interventi assistiti quindi rappresentano un elemento di forza? Perché effettivamente potrebbero essere un utile strumento da mettere in campo a sostegno del welfare. Noi oggi abbiamo un sistema di welfare che è passato da un welfare assistenziale a un welfare di tipo sussidiario, anche se incompleto, che ha delle grossissime criticità in realtà. È un sistema di welfare fragile, è un sistema di welfare in cui chiaramente la spesa sociale è assorbita molto dalle pensioni a causa anche del forte invecchiamento della popolazione. Inoltre c'è una carenza di integrazione di servizi e molto spesso le azioni che vengono messe in atto non sono ben coordinate. Gli interventi assistiti, come diceva il dottor Nava, rappresentano una opportunità di innovazione e anche un'opportunità di realizzare e di mettere a terra un sistema che favorisca la creazione di una governance molto più organica, che valorizzi e rigeneri risorse, sia umane che animali che ambientali. E questo è possibile adottando una visione di tipo One Welfare, quindi una visione in cui l'intervento assistito entra a far parte di una roadmap nella quale l'erogazione del servizio diventa estremamente aderente a quelle che sono le esigenze del territorio e tiene in considerazione di tutte le risorse presenti su quel territorio, quindi non solo la risorsa umana, non solo la risorsa produttiva, ma anche le risorse naturali. E questo in parte è già possibile se sfruttiamo quelle norme che lo Stato ci ha già messo a disposizione. Una di queste è la legge 141/2015, poi avremo un esempio di come l'agricoltura sociale possa diventare una enorme risorsa per la società. La 141 è appunto quella legge che in Italia ha regolamentato tutto il settore dell'agricoltura sociale a livello nazionale. E tra i servizi di agricoltura sociale, quando erogati all'interno delle fattorie sociali, rientrano anche gli interventi assistiti con gli animali. Un decreto ministeriale, il 12.550 del 2018, ha proprio sancito questo legame. E questo legame è il presupposto legislativo che ci permette poi di sviluppare modelli di welfare territoriali alternativi. A tal proposito vorrei proprio sottolineare il fatto che questi servizi possono assolutamente garantirci un nuovo approccio per ovviamente certe categorie della popolazione, ma anche e soprattutto la promozione di nuovi luoghi di aggregazione. Okay? Quindi l'ambito dell'agricoltura sociale è un ambito assolutamente da esplorare, che ha un grandissimo potenziale e io vi invito i presenti, noi il 4 di dicembre faremo un evento a Padova interamente dedicato all'agricoltura sociale come strumento innovativo per il sistema sociosanitario. È un evento nel quale saranno presenti aziende coinvolte in questo progetto che si chiama Progetto Raso, proprio con la volontà di realizzare network tra i servizi tradizionali, quindi le aziende sanitarie e le aziende agricole, proprio perché questi diventino nuovi siti per l'erogazione di servizi. Un'altra suggestione che vi lascio riguarda tutte le politiche a favore dell'invecchiamento attivo. Vedete, quel decreto legislativo, il 29 del 2024, ancora richiama gli interventi assistiti e stimola le regioni
a sviluppare progettualità che includano gli interventi assistiti nelle loro strategie a favore dell'invecchiamento attivo. Quindi, per chiudere, abbiamo delle possibilità di innovare attraverso questo tipo di servizi. È chiaro che un punto critico è la sostenibilità economica, che in parte può essere superata attraverso un maggiore supporto agli interventi assistiti, che può avvenire ricorrendo a nuove risorse come i livelli essenziali delle prestazioni sociali, che a differenza dei LEA, che sono sostenuti dall'IVA, traggono risorse da altri finanziamenti, okay, che sono il PNRR piuttosto che i fondi sociali europei. Promuovere le attività assistite come interventi di prevenzione e quindi farle entrare sempre di più sia nelle politiche per l'invecchiamento attivo sia nei piani di umanizzazione delle cure. Vi ricordo che la legge di bilancio ha inserito nel 2024 alcuni comma specifici proprio legati al potenziamento dei piani di umanizzazione delle cure in ambito sanitario. E l'adozione del budget di salute come potenziale sostegno all'interno quindi dei piani assistenziali individuali, sia di progetti di terapia che di educazione. Il sostegno alle creazioni di reti, questo è fondamentale. Lo sviluppo di modelli organizzativi che favoriscano la coprogettazione. Questo è un elemento chiave che ci permette di dare uno slancio allo sviluppo di questi nuovi servizi. Poi incentivare assolutamente la formazione degli operatori, se ne parlava prima col dottor Nava, la formazione degli operatori è un elemento chiave, ma anche la formazione degli operatori che già sono strutturati all'interno del sistema sanitario nazionale. E su questo le regioni possono intervenire, perché l'accordo del 2015 stabilisce che le regioni possano stanziare finanziamenti a favore della formazione nell'ambito degli interventi assistiti per ovviamente le figure che sono già inserite all'interno del sistema sanitario nazionale. E infine le politiche di gravio fiscale. Questi animali gli animali coinvolti in IA sono animali che hanno un'utilità sociale, quindi un forte sostegno per gli operatori di settore deriverebbe da politiche di sgravio fiscale per il mantenimento di questi animali. Ricordiamoci che questi animali, oltre alle spese di mantenimento, hanno spese veterinarie che sono legate ai protocolli sanitari che devono essere sostenuti ovviamente dagli operatori nel momento in cui questi animali soprattutto accedono a strutture sanitarie e sociosanitarie. Là i protocolli chiaramente protocolli sanitari sono molto più pesanti e richiedono quindi un elevato numero di esami e diagnostici. Tenete presente che su questa linea poi è possibile anche creare delle economie di scala, perché è chiaro, vi faccio l'esempio del Piemonte, non per spezzare una lancia a favore degli istituti zooprofilattici, però Regione Piemonte ha fatto una scelta di natura organizzativa, quindi la Regione ha stanziato una quota di finanziamento per gli esami diagnostici effettuati per animali coinvolti in interventi assistiti, ed questa quota viene assegnata all'Istituto Zooprofilattico del Piemonte, il quale è sede presso cui poi gli operatori e i medici veterinari esperti in interventi assistiti possono consegnare i campioni e ricevere quindi poi i referti e le analisi gratuitamente, perché sostenuti nei piani di prevenzione della Regione. Okay? Quindi questa è una strategia che è stata messa in atto in Regione Piemonte. Io con questo ho chiuso, spero di avervi dato alcuni stimoli, alcune idee, e poi ovviamente sono a disposizione se ci sono domande. Grazie, grazie dottoressa Laura Contalbrio, grazie per questa esposizione che era doverosa all'inizio per entrare nei termini della questione e quello che prevede anche la legge nazionale. Poi insomma lei ci ha invitato tutti quanti il 4 dicembre a Padova per questo incontro, per cui cercheremo di esserci. Ora però lei parlava di animali, il rapporto con gli animali, io darei ora la parola al dottor Cestaro, che è il presidente della
Presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari di Verona, che ci parlerà appunto della relazione tra uomo e animale e che bisogna stare molto attenti insomma anche al benessere degli animali per avere naturalmente una maggiore efficacia e un maggiore diciamo, rapporto con l'uomo. Dunque il benessere è un requisito indispensabile. Allora il dottor Fabrizio Cestaro ci spiegherà quanto è importante questo benessere. Grazie intanto all'Accademia, grazie a Giorgio Vincenzi, al dottor Valsecchi per la sensibilità. È un'occasione importante, penso, e lo vediamo. L'animale sicuramente, come diceva prima la dottoressa Contalbrigo, è sicuramente un attore importante in questa coterapia, in questo incontro. E io partirei dal concetto delle 5 libertà stabilite per l'animale, che ormai è stato formato in ambiente britannico nel 79 e in cui viene riconosciuto all'animale queste libertà, questi diritti, perché sono diritti anche per l'animale. Noi nell'ambito chiaramente della pet therapy, degli interventi assistiti, andiamo a indagare soprattutto il disagio, perché è questo. Sicuramente abbiamo degli animali ben nutriti, abbiamo degli animali rispettati per quanto riguarda tutta una serie di aspetti. Probabilmente a volte non gli diamo quegli spazi sufficienti di movimento, quegli spazi sufficienti, e questo dobbiamo riflettere. Però il benessere è una porta importante perché, come dicono le linee guida, gli animali nelle terapie per loro un lavoro, essendo un lavoro vanno incontro come tutti ad uno stress legato a dei ritmi, legato a delle situazioni che portano a far uscire delle forme da rilevare. Come andiamo a rilevarle? Sicuramente con le visite cliniche e con delle visite comportamentali, ma anche registrando chiaramente cambiamenti fisici, cambiamenti fisiologici e comportamentali. E poi sempre nelle linee guida si parla anche attraverso i rilievi di indicatori scientificamente validati. Questo è uno dei punti in cui c'è molto da lavorare, perché il condividere delle valutazioni comporta, il confronto comporta fare dei percorsi. Stavo pensando prima che noi in Veneto ormai è 20 anni, perché la prima legge sulla pet therapy è del 2005, gennaio 2005, la numero 3. Ci lavoriamo da molto tempo e stiamo anche vedendo che concordiamo su una serie di valutazioni, però la strada è sempre lunga perché l'ambiente è sempre più interessante e anche, diciamo, sempre più si aprono situazioni nuove, e questo è importante. Io vorrei ricordare anche un lavoro importante fatto dall'Istituto Superiore di Sanità, che è il report del 2019, che appunto mette a confronto quello che è sia la legislazione che appunto le ricerche fatte in ambito internazionale, nel quale appunto dice che l'efficacia è legata, l'efficacia dell'intervento è sicuramente collegata alla qualità della relazione, come diceva prima la dottoressa Contalbrigo, e pertanto la qualità della relazione è da indagare proprio per evitare che proprio il nostro intermediario, che è l'animale, abbia delle, chiamiamole rese, tra parentesi, dell'efficacia inferiore. E pertanto è importante crescere e utilizzare degli strumenti che vadano a indagare sul benessere degli animali. La prima è la visita clinica, chiaramente è un atto veterinario,
La visita clinica è fondamentale per l'idoneità dell'animale, va registrata con tutta una serie di parametri, compresi i parametri di peso e di alimentazione. Poi abbiamo una valutazione comportamentale, chiaramente anche supportata da test di comportamento, da indagini, da indicatori fisiologici, che poi vedremo più in particolare, però diciamo che molti centri lavorano più su una scheda di raccolta dati di valutazione del coadiutore, perché è chi vive tutti i giorni con l'animale, chi accompagna l'animale, come giustamente diceva la dottoressa Contalbrigo prima, con la professionalità sa cogliere e sa registrare quello che è le mutazioni, e quindi probabilmente sono i dati che più ci interessano e riusciamo a raccogliere. Come dicevo prima, appunto, la visita clinica si utilizza per l'idoneità dell'animale, secondo linee guida si fa 2 volte all'anno, al termine dell'intervento può essere, cioè ogni intervento potrebbe anche richiedere una visita clinica. Chiaramente è un aspetto molto difficile, perché non sempre il veterinario responsabile nell'equipe può essere presente, il referente dell'equipe, pertanto comunque va eseguita secondo le buone pratiche, con eventuali approfondimenti. Si possono anche avere delle visite intermedie tra chiaramente lo spazio del semestrale che abbiamo indicato, che vanno collegate a quelle che sono eventualmente le evidenze che andiamo a vedere. Chiaramente per ogni animale vanno notati sulla scheda clinica tutti i dati, compreso appunto il Body Corpus Score, il BDC, scusate, che è appunto il peso dell'animale in rapporto alla razza, perché è uno degli indici di stress, quindi importanti. I test comportamentali sono parecchi, però diciamo li andiamo soprattutto a utilizzare perché nel cavallo abbiamo il test del ponte, il bridge test, che praticamente serve per vedere se l'animale si spaventa attraversando un simil ponte, che sarebbero delle assi, e poi abbiamo il test dell'arena o test del singolo, quando mettiamo un animale in un box. Però sono sempre test che utilizziamo più per valutare l'animale, perché farlo all'interno del percorso diventa più indaginoso. Come ripeto, altri test che sono appunto quelli fisiologici, dati legati alla frequenza cardiaca, alla temperatura, possono essere utilizzati, perché si è utilizzato a livello sperimentale anche questo. Abbiamo anche, e per tempo abbiamo provato a controllare il livello di cortisolo, però sono sempre dei dati che sono influenzabili dall'animale, dalla situazione dell'animale, e quindi occorrerebbe una frequenza molto elevata per renderli significativi. Sempre più diciamo a livello sperimentale si possono utilizzare per dare l'idoneità all'animale, per capire se l'animale è più o meno idoneo, però sicuramente è sempre un insieme di test che vanno messi insieme e aggiunti. Nel cavallo abbiamo vari segni che ci possono indicare quali possono essere rilevati e che manifestano quello che è il disagio dell'animale, quando praticamente non c'è compliance, quando l'animale non obbedisce alle regole, quando ha movimenti strani della bocca, delle orecchie,
della lingua, soprattutto quando è iperattivo, quando tende per esempio a simulare la defecazione o l'urinazione. Quindi sono tutti segni, poi anche quando con lo zoccolo tende a puntare sul terreno. Abbiamo anche la posizione delle orecchie, dicevo prima, della coda. Sicuramente quando l'animale è nervoso rispetto a nuove persone. Sono tutti dati. Qui vi faccio vedere quelli che erano e quella che è la scheda che è stata utilizzata al centro che avevamo sulle Torricelle, lì alla Biondella, al Ceri, scusate, non alla Biondella. E diciamo che sono segni in cui bastava mettere una crocetta, molto semplici, perché in fondo la raccolta deve essere molto istantanea, e poi è tutto l'insieme. Teniamo presente che l'animale, oltre che nel setting, va visto anche nell'ambiente esterno, e pertanto va poi fatta insieme nell'equipe, insieme col coordinatore, valutato l'animale. Questo è. Quindi sono vari aspetti, il digrenare dei denti, vediamo qua, ma diciamo sono proprio segnali, sono sintomi che mettiamo insieme. Ecco, questo è lo spirito della scheda, direi, che ugualmente si può utilizzare anche per il cane. Teniamo presente che anche il cane, abbiamo lavorato parecchio tempo a livello sperimentale controllando il cortisolo, ma anche quello non ha dato grossi segnali. Anche l'ossitocina, per esempio, si è visto che nel cane aumenta quando c'è intesa con l'uomo, anche nell'uomo aumenta, quindi è un segno di un benessere. Però anche qui puntiamo più a una registrazione, addirittura nel centro si faceva una registrazione insieme, e qua più avanti vediamo le schede, in cui si valutava nel setting sia la reazione del paziente che quella che era la reazione dell'animale. Pertanto si valutava sia l'area appunto personale, e qui vediamo le schede. Probabilmente non si vede molto, se volete, però diciamo che c'è un'area personale, un'area della interazione, un'area comunicativa, un'area motoria, e poi chiaramente, che qua la vediamo meglio, è l'area del appunto report dell'animale, in cui andiamo a vedere la presenza nel setting, andiamo a vedere l'impegno relazionale, perché in certi casi l'animale può spostarsi, può evitare il contatto, i segnali di stress e chiaramente anche la rispondenza. Ecco, ho buttato lì una serie di stimoli, ma direi che sostanzialmente c'è da crescere molto nella valutazione dello stress, ma la cosa più pratica è puntare sulla professionalità dei conduttori, puntare sulla registrazione e sull'analisi dei dati che si hanno, perché è nel tempo che si vede il coso. Ecco, volevo concludere con una frase di un etologo che dice appunto che i diritti sono stati chiamati in campo per proteggere gli interessi degli esseri umani, allo stesso tempo possono essere assunti come principio di riferimento per promuovere la protezione degli interessi vitali degli animali. Quindi direi che non posso altro che ringraziarvi per l'attenzione, nonché vorrei anche ringraziare la dottoressa Bianco, che mi ha aiutato nel mettere insieme, è specializzata in benessere animale, nonché è stata per lungo tempo anche responsabile appunto del benessere animale nel CERRIS, quindi
dell'US 20 allora, adesso non è. Grazie. Grazie dottor Cestaro, grazie per questo elenco importante di cui si va a certificare il benessere che deve essere anche dell'animale per avere il massimo risultato dal suo impiego insieme con l'uomo. Ora però andiamo un po' più nel concreto e chiamerei qua il professor Zoccante, referente per i disturbi dello spettro autistico presso l'Istituto Superiore di Sanità per la Regione Veneto, che ci parla dei disturbi del neurosviluppo e gli interventi assistiti con gli animali, perché ormai ci sono già insomma, casi, siamo già andati avanti, no? Abbiamo già visto il rapporto che c'è tra l'animale e l'uomo e quali risultati si hanno. Sì, allora cercheremo di affrontare abbiamo 10 minuti. Sì, certo. Un argomento un po' complesso. Le slide che le abbiamo caricate prima, scusi se mi dà una mano. Puoi dare questo? È questo che funziona. No, ma me lo avvicino, va bene? Si sente? Prova. Grazie. Allora, oggi io vi dovrei parlare dei disturbi del neurosviluppo, una serie di condizioni molto, diciamo, difficili e complesse, anche ovviamente per la diagnosi e non solo. Quando un genitore arriva, no, che accompagna un bambino nei nostri ambulatori perché è un bambino che ha dei comportamenti atipici, ovviamente la prima domanda che ci chiede, che ci fa è: che cos'ha il bambino? Vuole avere una diagnosi. Il secondo, diciamo, la seconda domanda di solito che arriva dopo poco è quella: che cosa si fa? Come? Ah, non vanno? Si vede la presentazione ma non si vede di là. Vabbè, tanto vi racconto, io posso parlare anche senza slide, quindi io le vedo, semmai giriamo il computer che così le vedono anche loro, sono in pochi. Come mai? Chissà, forse magari bisogna cambiare Vabbè, allora vi dicevo che il genitore ci fa ovviamente delle domande. Di solito è il papà quello che più chiede, fa sempre una domanda alla fine della visita: ma mio figlio prenderà la patente? Perché vuole sapere se arriva ad avere un'autonomia. Vediamo condizioni semplici e condizioni ovviamente a volte molto più complesse. Sono arrivato oggi da una visita negli Stati Uniti a un megacentro nel nord dello stato di New York, dove mi sono stupito perché c'erano molte realtà che noi le collochiamo adesso all'interno dei cosiddetti interventi naturalistici o ecologici. Che cosa vuol dire? Sono degli interventi che sono favoriti dal contesto. Il contesto supporta l'intervento che vogliamo, gli obiettivi che noi vogliamo raggiungere. Si differenziano un po' dagli interventi, invece, non so se avete sentito il termine, riabilitativi o abilitativi, che sono invece degli interventi. Ah, brava, ci sei riuscita, grazie. Forse perché avevo dovuto cambiare la... Ah, ok, il formato. Riesci a farlo a tutto schermo o è difficile? No, perché ho dovuto cambiare formato. Ah, ok, va bene, va bene. Riuscite a vedere lo stesso? Ma dopo vi dico a voce, se no perdiamo troppo tempo. Allora, vi stavo dicendo, ci sono tutta una serie di interventi naturalistici o ecologici che sono supportati dal contesto.
Nel Veneto ne abbiamo un'esperienza, cominciamo ad avere molte esperienze in questi ambiti. Quello più importante sicuramente è l'intervento assistito con gli animali. Poi abbiamo le fattorie sociali, poi abbiamo il turismo che si suddivide in turismo solidale, turismo accessibile, turismo sociale, quindi ci sono delle differenze all'interno, anche queste importanti. Abbiamo lo sport, si parla molto di sport legato al mondo del disagio. Abbiamo tutte le forme, non so se avete sentito parlare ancora di laboratorio, quindi arte terapia, interventi col tessuto, interventi, insomma, la ceramica, sono tutti interventi più dove noi cerchiamo appunto di approcciare la persona che ha bisogno, che necessita di stare con gli altri per una serie di motivi che adesso vedremo. In questo caso il dottor Cestaro mi ha detto punta l'attenzione sul neurosviluppo. Neurosviluppo, saltiamo questa, si vede poco, però perché è più piccolino, vedete sono 3 grandi aree neurosviluppo, però queste 3 grandi aree da sole interessano dal 12 al 15% della popolazione pediatrica, quindi non è poco. Vedete c'è la prima fetta, per chi non la conosce, sono tutti i disturbi dell'apprendimento scolastico, i disturbi del linguaggio, che sono i disturbi che noi consideriamo più specifici. Passiamo poi all'area intermedia dove ci sono disturbi più complessi. Non so se avete sentito parlare dell'ADHD, di cui il bambino iperattivo, il bambino ipermobile, il bambino disattento, che diciamo nel mondo scolastico è il bambino mal tollerato dagli insegnanti, perché è quello che è il bambino che impone, diciamo, tutta una serie di condizioni all'interno della classe difficile da gestire, per cui gli insegnanti usualmente di fronte a queste condizioni vanno facilmente anche in uno stato di stress e a volte anche loro di disagio, perché non riescono a contenerli e perché non riescono a portare avanti l'attività dell'intera classe. Poi in fondo abbiamo i disturbi pervasivi o complessi, più complessi o pervasivi o generalizzati dello sviluppo, dove dentro c'è la grossa fetta dei disturbi dello spettro autistico e poi le disabilità cognitive. Quello che io ho visto in questi giorni negli Stati Uniti sono le cosiddette profound disability, cioè le disabilità profonde le chiamano loro, noi non usiamo questo termine, usiamo disabilità di grado grave, cioè disabilità consistenti. In queste entrano, che qui non sono riportate, tutte le malattie rare, rientrano tutte le condizioni dell'ultima fetta, quelle che hanno un'entità molto più importante. C'è una discussione aperta, come avete potuto capire, tra un mondo che dice queste persone qui, che fanno parte di tutte queste categorie, hanno bisogno di interventi riabilitativi, cioè sanitari. Quindi chi sono le figure? Logopedisti, neuropsicomotricisti, terapisti occupazionali, terapisti dedicati. E quindi questi ragazzini, questi bambini devono raggiungere degli ambulatori dove c'è lo specialista che fa particolari trattamenti specifici. Non so se sono stato chiaro? C'è un altro mondo invece che dice no, questi bambini possono trovare giovamento anche da interventi che noi abbiamo chiamato prima ecologici o naturalistici. Ed è molto interessante perché questi due mondi dovranno cominciare a confrontarsi, capire fino a che punto può incidere l'intervento riabilitativo, quello più sociosanitario,
il dottor Nava non c'è, ma lui fa i conti di quanto ci costa presso l'ASL questo tipo di interventi, perché ovviamente sono figure che comportano un certo impegno economico a livello regionale e nazionale, e poi abbiamo invece gli interventi invece più ecologici o naturalistici, che possono essere adottati, e alcune regioni si sono accorti, ma io ho visto proprio in questa settimana a New York, in questa fondazione, mega fondazione con più sedi, dove puntavano molto l'attenzione su quelli che noi chiamiamo gli interventi ecologici o naturalistici. Fattorie sociali, animali, interventi con gli animali, l'intervento mediante la coltivazione, gli interventi in cui questi ragazzi vengono coinvolti in cucina, vengono coinvolti nei lavori che vi ho detto più laboratoriali. Quindi ho visto una serie di realtà molto molto interessanti. Lì dovete però tenere anche in considerazione l'età, perché quando il genitore arriva col bambino piccolo, che cos'è che ci chiede secondo voi? Di fare degli interventi specialistici, riabilitativi. Poi man mano che si va avanti con l'età, la richiesta degli interventi, non è sempre così, ma vi dico un po', gli interventi specialistici viene meno, e il genitore ci chiede come possiamo tenere occupato questo bambino e come possiamo, tenendolo occupato, far sì che questo bambino continui il processo di regolazione, di miglioramento, di autoregolazione. Per cui capite bene che dovremmo studiare quanto, uno può accompagnarsi all'altro, quanto questi tipi di interventi si possono integrare. Io credo che sia fondamentale integrarli, questi due mondi, perché poi, man mano che crescono, gli interventi ecologici o naturalistici prendono il sopravvento rispetto agli interventi più riabilitativi. Sono stato chiaro per tutti o sto parlando troppo difficile? No. Allora, quali sono le condizioni? Beh, le condizioni che vi ho detto, vedete, la più importante è la DHD. Perché la DHD? Perché è quella più diffusa nella popolazione pediatrica. Diciamo che una certa vivacità, una certa grinta è fisiologica nel ragazzino, nel bambino, no? Perché se non ce l'ha, ci viene il sospetto che non stia bene, giusto? Se lo vediamo uno sempre fermo, immobile, che non si muove, che non ha curiosità, che non ha voglia di fare, di sbrigare, ci viene il dubbio che quel bambino non abbia una condizione. Quindi la DHD è quella che interessa, negli Stati Uniti arriva fino al 6-8% dei bambini in età scolare. In Italia si parla del 4-5%, che non è poco, 4-5 bambini su 100. Se poi sommiamo, oltre alla DHD, la sindrome di Tourette, i disturbi specifici, i disturbi dello spettro autistico, arriviamo anche noi in Italia intorno al 10%. Negli Stati Uniti addirittura si parlano di quote che arrivano fino al 20% della popolazione pediatrica. I disturbi del neurosviluppo, abbiamo la fortuna che le forme più lievi di questi disturbi tendono col tempo ad andare meglio, però l'ADHD, per esempio, è un disturbo dove il bambino non riesce a stare fermo in classe, perde l'attenzione, per cui si sposta, dopodiché quando vede che gli altri invece sono tutti bravi, no? Che completano la paginetta, diventano anche un po' invidiosi, si arrabbiano facilmente, per cui cominciano, li avrete visti, che non so, abbiamo tutti letto Gian Burrasca, no? Quando eravamo in età pediatrica, era uno dei libri Gian Burrasca, cominciano a fare i dispetti, lanciano le palline di carta, cominciano a toccare il materiale, le cartelle degli altri, allora l'insegnante deve continuamente intervenire, note, è il bambino della nota, quello che viene richiamato. La madre, quando arrivano, dicono: ho il quaderno pieno di note.
è tipico un po' del mondo dell'ADHD. Poi abbiamo che questi bambini hanno come caratteristica, vi sto annoiando, spero di no, questi bambini hanno come caratteristica il fatto di essere molto disregolati, non hanno una regolazione dell'attenzione, una regolazione del comportamento, una regolazione dell'attività, per cui anche in classe fanno molta fatica. Il genitore tutto il giorno continua a richiamare questo bambino, lo richiama, e quindi potete immaginare tutte le dinamiche che si vengono a creare. È il bambino che riceve più richiami di tutte le altre categorie. Allora, un bambino di questo tipo che ha questa vivacità, questa corporeità accentuata perché deve toccare, deve muoversi, un intervento naturalistico o mediato anche con gli animali a volte è importante, soprattutto nella gestione dei tempi, diciamo, liberi, perché ovviamente il genitore ci chiede di fare degli interventi riabilitativi e puntiamo su che cosa? Sull'auto, che il bambino impari ad autoregolarsi. Però dopo ovviamente puntiamo anche l'attenzione sul fatto di gestire la giornata di questo bambino in modo che facendo delle esperienze favorisca la sua autoregolazione. Il rapporto con l'animale in questa condizione è molto molto importante, perché lui si deve adattare all'animale. Nel momento che si adatta all'animale per eseguire determinate attività, capite bene che mette in atto dei meccanismi di autoregolazione, che è l'obiettivo che vogliamo raggiungere. L'altro quadro importante, che è poco diagnosticato invece, è quello del bambino che ha, io lo chiamo il pensiero ruminativo. Non so, nella popolazione in generale, anche tra noi, se volessimo fare una piccola autovalutazione, ci sono delle persone che se gli succede qualcosa, tipo, non so, esce e passa qualcuno, gli ruba un oggetto, ci ruba qualcosa, c'è la persona che dopo un po' questo fatto è come se lo accantonasse, no? A un certo punto si dà una spiegazione, dice metto in atto, vabbè, ne compro un altro, eccetera. Ci sono invece delle persone che quel torto che hanno subito continua a macinare, come se avessero subito un danno. Non so se sono stato chiaro. Sono delle tratti in cui ognuno di noi ha chi macina di più e di meno, chi la rumina di più e chi rumina di meno, cioè la ruminazione è un aspetto molto importante nel fare anche delle differenze tra i nostri, e chi appunto determinati vissuti, quindi ho fatto un esempio banale, ma esperienze quotidiane, cose che succedono, possono incidere di più ovviamente sul pensiero, sul nostro pensiero quotidiano. E la fissità del pensiero a volte diventa anche questa ruminazione, questa fissità, questa schematicità del pensiero è quella che crea anche conflitti, maggiormente conflitti anche intrafamiliari, perché mette la persona sempre nel doversi ripetere, pretende sempre la stessa cosa e a volte crea proprio degli scontri con le figure familiari che gli girano attorno. A parte questo, quindi, all'interno di questa condizione, quando la ruminazione diventa molto importante, entra in uno stato che noi chiamiamo disturbo ossessivo-compulsivo. L'avete sentito ancora questo termine, no? Che gli psichiatri poi fanno, perché la persona a un certo punto arriva a chiedere Anche in queste condizioni il fatto di attuare degli interventi che non sono solo specialistici, ma anche diciamo ecologici, lo mette nella condizione di diventare più, userei la parola, più fluido, più adattabile, meno schematico. E quindi
aiuta la persona soprattutto anche attuando questi tipi di interventi. Poi abbiamo i disturbi più importante, è quello dello spettro autistico. Su questo adesso, se no vi tengo occupati fino a mezzanotte, non vorrei mai... Vedete, il disturbo dello spettro autistico è rappresentato un po' da questa slide, è piccolina, riuscite a vederla tutti? Vedete la traiettoria fisiologica dello sviluppo di un bambino? Gioca con la mamma, uno scambio le coccole, il gioco del cucù, vedete il bambino entra in uno stato di rapporto empatico. Vedete, poi comincia a far finta di essere il dottore, fa finta si inventa un'attività, eccetera, costruisce il rapporto con il fratellino, poi però comincia dai 3 anni a avere rapporti più di gruppo, quindi comincia a partecipare alle attività di gruppo e a partire dai 5-6 si crea proprio le relazioni amicali, il feeling, preferisco qualcuno rispetto ad un altro, no? Le amicizie, fino ad andare avanti su crescendo, diventare l'amico, ma poi diventa anche la persona con cui tu stabilisci, anche condividi dei sentimenti. Ecco che allora c'è tutto questo sviluppo fisiologico sul piano sociale e affettivo. Vedete invece nel disturbo dello spettro autistico abbiamo che questo bambino è iperfocalizzato su un oggetto. È come se le aree cerebrali, io lo chiamo questo il disturbo della desincronizzazione, perché il bambino a volte manifesta anche un atteggiamento affettivo, no? Abbraccia la mamma, però lo fa come se fossero degli compartimenti separati, quindi iperfocalizzato sull'oggetto, oppure poi può essere anche partecipe in alcuni modi, a modo suo ovviamente, poi però torna a essere iperfocalizzato. È come se l'insieme delle aree cerebrali non sono sincronizzate in contemporanea, in parallelo tra di loro. Sono stato chiaro? Ecco che allora questi bambini hanno queste isole di competenza, magari non sanno attraversare la strada a 12 anni, ma sono in grado conoscono a memoria tutti gli elementi o parole in inglese o magari conoscono dei periodi storici in maniera molto dettagliata. E però poi se tu li metti di fronte a un'attività dove il bambino deve considerare l'altro, l'auto che sta passando, quanto margine di tempo ha per attraversare la strada, va in tilt. Quindi è uno dei disturbi ovviamente più invalidanti che richiedono continua assistenza. Su questo tipo di bambini abbiamo fatto un lavoro, salto perché sennò divento troppo lungo. Abbiamo fatto degli studi, ricerca applicata. La ricerca applicata sarebbe anche questo un argomento molto interessante perché la ricerca applicata ci obbliga a fare una valutazione dei risultati che noi otteniamo con gli interventi. Valutiamo un tempo 0 prima di iniziare, facciamo un percorso e poi andiamo a vedere che risultati abbiamo ottenuti mediante l'uso di interviste, mediante le valutazioni che anche prima il dottor Cestaro diceva come valuto lo stato di salute e di benessere dell'animale e ha detto abbiamo tutta una serie di prove, di test. La ricerca applicata richiede che noi mettiamo in atto la valutazione del prima e del dopo cercando di misurare i risultati e vedete questo cavallino che non può parlare perché non sono verbali, i cavalli per il momento, dopo non so se il dottor Cestaro col tempo riusciamo a fargli produrre delle parole, non si sa mai, però ho fatto questa vignetta un po' come se il cavallo pensasse, pensa, in base ai sintomi che manifesta probabilmente pensa. Ovviamente è un pensiero più concreto, non è il pensiero astratto dell'essere umano, pensa, dice posso contribuire anch'io alla crescita e allo sviluppo dei bambini. Li stimolo, sto parlando di autismo, quindi userei la parola
abituare il bambino con autismo a interscambiare, gli stimolo allo scambio, che è quello che manca nell'autismo, alla reciprocità. Tocca a me, tocca a te, tocca a me, tocca a te, che è alla base anche della comunicazione, e alla sincronizzazione, al rapporto con l'altro in modo che sia fluido con gli altri e con l'ambiente, facendoli divertire. Questo è forse l'aspetto che ho visto proprio in questi giorni anche negli Stati Uniti, dove questi ragazzini nel rapporto col mondo, con la natura, hanno anche una maggior motivazione, un maggior trasporto, perché a volte noi ce li abbiamo nell'ambulatorio, ma li dobbiamo tenere, perché questi, se potessero, prenderebbero lo specialista e gli farebbero vedere la finestra, ovviamente. Allora, perché è pesante, perché ovviamente siamo insistenti, perché cerchiamo di condurli, cerchiamo ovviamente anche di motivarli, ma non è sempre facile di fronte a disturbi di questo tipo. Facendoli divertire riesco a potenziare le loro acquisizioni e il piacere di partecipare. Allora siamo andati a vedere con il progetto Riding in Blue. Riding vuol dire cavalcare il blu è il colore assegnato dall'ONU all'autismo. Siamo andati a vedere, mediante un progetto pilota che ha coinvolto 10 centri italiani sparsi in tutta Italia fino alla Sicilia, ognuno ha raccolto chi 5, chi 6, chi 4, ha fatto questa sperimentazione, no, con bambini. Siamo arrivati a 95 e facendo questa sperimentazione, vedete, è il disturbo della sincronizzazione che vi ho detto prima, abbiamo fatto in modo che mentre il bambino, anche a cavallo, venga sollecitato a fare delle attività, in modo che potesse integrare maggiormente il suo rapporto con l'altro, proprio per cercare di scalfire questa desincronizzazione che vi ho spiegato prima, cioè per renderlo sperimentare di più il rapporto con l'altro, lo scambio, l'interazione, la condivisione. E abbiamo fatto questo studio, abbiamo coinvolto bambini con autismo più grave, bambini con autismo di grado medio, invece bambini con forme di autismo lieve. Abbiamo ottenuto dei risultati, 95 comincia a essere un campione importante, ne parlavo appunto pochi giorni fa, dico adesso i risultati anche ce li abbiamo, dovremo studiare adesso come integrare, come fare delle proposte, no, di intervento. Sarebbe anche interessante, dottor Cestaro, valutare qual è, anche nell'ambito della stessa categoria di animali, qual è più portato a fare questo tipo di attività rispetto ad un'altra, per esempio più sulla regolazione, più sulla sincronizzazione, più sulla fluidità del pensiero. No, ma meno, sto per finire. Sì, perché ho sottratto tanto tempo, me ne sono accorto. Però i risultati ve li faccio vedere da queste colonne qui. Vedete, il risultato, la colonna azzurra è prima, la colonna rossa è quando abbiamo fatto le 20 sedute con terapeutiche, sarebbero terapie complementari, ma io le chiamo anche terapia perché se ci sente la dottoressa Scattoni dell'Istituto Superiore di Sanità gli si raddrizzano i capelli, se invece parliamo con qualcun altro, l'argomento che abbiamo detto prima, la chiamo comunque terapia, vedete che abbiamo delle significative variazioni, cioè la colonna rossa in alcuni punti è molto più alta rispetto a quella azzurra. Questo vuol dire che abbiamo ottenuto in alcune aree, proprio quelle della fluidità, dell'adattamento e della comunicazione, dei risultati che ci hanno dato soddisfazione. Lo stesso vale per l'altra valutazione che era il trasporto, la motivazione, il piacere del bambino. Prima il dottor Cestaro ha parlato del piacere, no? Del cavallo, di quanto il cavallo era, diciamo, anche, fra virgolette, contento di fare quella
quell'attività. Siamo andati a valutare anche questo, vedete dall'inizio, man mano che si procede, i puntini sono le varie sedute che ha fatto, c'è un incremento della partecipazione, dell'interesse, della motivazione del bambino. Vi ho fatto vedere tutto, vi ringrazio, spero di essere stato chiaro, l'argomento era un po' ampio. Grazie dottor Zoccante, anche con i risultati che ha fatto vedere per ultimi, insomma, che sono molto significativi e che ci inducono a continuare, no? Soprattutto quelli che lei chiama interventi assistiti con gli animali, ma ecologici in generale, per poter dare a questi ragazzi una prospettiva anche futura al di là delle cure terapeutiche. Abbiamo ancora due relazioni che chiedo di essere, non dico veloci perché qualcosa, visto che dovete sicuramente dire altrimenti, però insomma ecco, perché adesso andiamo a parlare di un'altra forma in cui gli animali vengono presi e vengono considerati per l'aiuto alle persone, ed è quello che sono delle terapie anche con le persone private della libertà, cioè diverse case circondariali offrono ai detenuti la possibilità di trascorrere del tempo con un animale. Questo credo che sia una grande cosa per chi vive appunto in una struttura, in un luogo così difficile. E a tal proposito la dottoressa Camilla Siliprandi, che è un medico veterinario, vediamo se che appunto che è un medico veterinario specializzato in interventi assistiti con animali, ci parla dell'esperienza che è presente all'interno della casa circondariale di Verona, che è Orme oltre le mura, giusto? Oltre le mura. Oltre le mura, sì. Non si vede? Vediamo se c'è ancora la ragazza. Perché c'è ancora. Il formato prima andava, ma si vede che o ha cambiato. Se c'è. No, più che altro perché ho dei video, se devo essere sintetica, ho dei video per farvi vedere che fosse la cosa più rapida. Beh, intanto io ve lo racconto, che insomma credo che faccio un po' di premessa. Insomma, il progetto Orme oltre le mura, intanto sono Camilla Siliprandi, sono un medico veterinario, quindi parlare dopo il dottor Zoccante non è semplice dal punto di vista dell'utenza. Insomma, porto la mia esperienza come medico veterinario. Lavoriamo in carcere da molti anni, sono quasi 10, e il progetto ha avuto tutta una serie di un'evoluzione insomma negli anni che è stata significativa per noi che ci abbiamo lavorato e anche sull'efficacia. Il progetto Orme oltre le mura nasce in collaborazione, è un progetto nel quale collaborano degli enti, eccolo qua, no, non si vede. In primis è un progetto di interventi assistiti, è un progetto educativo, lo mettiamo nella scatola, diciamo nel cassetto degli interventi assistiti educativi, rieducativi, lavoriamo con i detenuti, voluto dal suo inizio dalla casa circondariale stessa, cioè dalla direzione della casa circondariale, sto parlando di Montorio, quindi giochiamo in casa, anche se dopo vi faccio una breve apertura anche sul fatto che il progetto comunque è richiesto, insomma, perché è un progetto particolare. La direzione del carcere quindi ci contatta e iniziamo ad entrare in carcere con quelle che sono le attività abbastanza classiche, no? Quindi animali in visita. Negli anni in realtà poi successivamente abbiamo avuto un'evoluzione del progetto e siamo passati agli animali residenziali proprio perché la richiesta di relazione con gli animali da parte dei detenuti era molto forte. Quindi la casa circondariale è la primo attore, diciamo, di questo, la direzione e l'area trattamentale cosiddetta, che sono gli educatori e diciamo gli educatori, gli psicologi, insomma, che sono coinvolti. Il secondo attore siamo noi, siamo un centro specializzato per gli interventi assistiti, quelli che la dottoressa Contabrigo leggeva, iscritti al Digital Pet. Lavoriamo anche
col centro dell'autismo, quindi vediamo anche tanti di questi bambini. Abbiamo una visita del centro per l'autismo tutti i lunedì e il lavoro con i conigli sta risultando molto interessante, ma ne abbiamo anche parlato, quindi come alcune specie animali possono, come dire, essere scoperte un pochino. Il terzo attore, naturalmente i terzi attori sono degli attori un po' in contorno al progetto, perché il centro specializzato naturalmente è la parte operativa, cioè siamo un'equipe di 5 persone, siamo 2 medici veterinari esperti e 3 coadiutori del cane, quindi le figure professionali in cui si è girata e un responsabile di progetto che appunto è la parte che in qualche modo ci dà una valenza anche dal punto di vista dei detenuti. Il progetto è chiaro, è sostenuto anche da sempre dall'ASL, quindi dall'ASL 9, che ne ha autorizzato anche tutta l'organizzazione, e dall'Ordine dei Medici Veterinari che ci sostiene nella strada. Mi spiace non riuscire a... Grazie Laura, magari. No, perché volevo farvi entrare un pochino. Allora, dal 2016 l'evoluzione del progetto ha voluto che gli animali entrassero in modo residenziale all'interno del carcere. Quindi abbiamo iniziato a lavorare con un progetto che prevede la presenza dei cani residenziali attraverso la presenza di alcuni animali dei cittadini, quella che viene chiamata una pensione per cani. Questo naturalmente, il portare all'interno del carcere dei cani dei cittadini ha attivato un meccanismo molto, come dire, particolare, perché provate a immaginare quello che è il vostro cane di casa che viene affidato, non si riesce, mi spiace proprio perché ho i video, però rimarrà una sorpresa. Qui. Sì? Era comparsa una slide piccolina, azzurra, scritta in azzurro. Dal 2018 quindi è attiva la pensione per cani, se è diventato tutto nero. La pensione per cani, quindi i cittadini di Verona affidano, eccolo, forse, affidano al progetto. No, è dentro la chiavetta. Sì. Questo? No, questa è la presentazione, lancia pure Tupina, non è che quello... Sì. Ok, vi faccio vedere così vi accompagno dentro. Ecco, vi dicevo, lo blocco. Dal 2018 gli animali sono entrati in modo residenziale, quindi naturalmente lavoriamo su 2 grandi obiettivi, 2 grandi ambiti di obiettivi, che uno è un obiettivo trattamentale cosiddetto che ci viene offerto dall'educatore e da tutto il personale, diciamo, che opera nei processi trattamentali dei ragazzi, quindi è un ambito rieducativo fondamentalmente quello che noi abitualmente conosciamo, e quindi lo trattiamo come tale, no? Gruppi eccetera. Dall'altra parte quindi abbiamo 2 ambiti, che è quello anche del lavoro, quindi di cercare di offrire ai ragazzi che vengono inseriti nel programma, sono mediamente una ventina di detenuti, 20-25 detenuti all'anno, che vengono inseriti nel programma attraverso un corso di formazione che si chiama per operatori di canile, quindi ci permette anche di, come dire, avere un'azione anche sull'ambito lavorativo, sulla parte lavorativa. Le strutture all'interno del carcere si sono molto sistemate molto bene, abbiamo delle strutture molto accoglienti per i nostri cani. Ve ne faccio vedere. Entrare nel carcere non è facile, naturalmente. Noi abbiamo l'autorizzazione a entrare con una videocamera che naturalmente può inquadrare solamente le strutture o solamente i cani, okay? Perché in qualche modo, come vi dicevo, sono cani dei cittadini, quindi i cittadini ci affidano
i loro cani. Vi lascio solo questo spunto: pensate a un detenuto che riceve, diciamo, la responsabilità di gestire per un periodo il cane, quindi di una parte della famiglia del cittadino, che in qualche modo lui, come dire, nel pensiero comune i detenuti sono le persone inaffidabili, okay, per definizione, che tutti noi riteniamo inaffidabili. Affidiamo invece un pezzo della nostra famiglia, quindi il nostro cane, a loro, quindi il meccanismo, diciamo, interiore dei nostri ragazzi è molto importante in questo, si sentono molto responsabilizzati. Un'attenzione, il canile è pulitissimo, perfetto, qua non so se si vede, adesso faccio ripartire un pochino le strutture, vedete, no? Allora vedete, vabbè, questo è uno dei cani, gli ultimi cani che abbiamo, circa 100-120 cani che vengono anche in modo abbastanza, vedete le strutture come sono tenute, magari così non faccio vedere altri video. Questa è una piscina addirittura che hanno costruito loro, i ragazzi, vedete che l'impressione subito è molto buona, credo, da parte anche vostra. Abbiamo una struttura, una casa, vedete gli spazi sono molto grandi, questa è una casa che ospita i detenuti, perché i detenuti scendono, quindi hanno una possibilità di accesso libero, tra virgolette, quindi scendono in modo autonomo, insomma, dalla Durocella, dalla loro sezione, hanno delle turnistiche molto precise e stanno lì quelle 2, 3, 4 ore a seconda del loro turno. La cura, insomma, è abbastanza evidente, abbiamo delle aree molto grandi, questa è un'altra area di sgambatura. La pensione non ospita più di 10 cani al massimo, quindi insomma non è che abbia tantissimi cani. Questa è la struttura. Vi faccio vedere un altro breve video, poi credo se avete qualche domanda io vediamo se ho uno a caso. Questa è la struttura, la parte che dedichiamo agli animali, vedete questi sono schedari, ogni cane ha la sua diciamo scatola, il suo spazio, quindi tutto quello che riguarda il cibo. Sono video molto brevi, vediamo se riesco a farvene vedere un altro, adesso ce la faccio. Questa è l'area di sgambatura, l'altra area di sgambatura, quindi perché dobbiamo dividere, i ragazzi chiamano i box dove i cani dormono, le chiamano le celle. Quindi c'è un processo di identificazione molto forte, quindi quando loro scendono la prima cosa che fanno è gestire la libertà di questi cani, quindi è una pensione per cani dove i cani sono molto liberi e qui interagiscono molto tra di loro, quindi il nostro lavoro di supporto è anche quello di creare gruppi di cani anche divisi e quindi poter gestire piccoli gruppi di cani, quindi abbiamo diverse aree di sgambatura. Ecco, vedete, questa è un'altra casetta che ci è stata donata, dove i ragazzi si dividono e quindi gestiscono un po' di cani da una parte e un po' di cani dall'altra. Il progetto è abbastanza conosciuto, credo, a Verona, nel senso che molti cittadini ci portano i loro cani. Il progetto ha avuto anche, non sto qua a raccontarvela, ce l'avrei, ma insomma non ve le faccio vedere, anche delle osservazioni rieducative, cioè sull'efficacia poi dell'intervento sulla parte rieducativa. Naturalmente alcuni ambiti sono sulla presa di responsabilità, soprattutto è stato attraverso dei questionari, come diceva prima il dottor Zoccante, abbiamo potuto valutare insomma anche alcuni obiettivi rieducativi che naturalmente alcuni sono particolarmente stati raggiunti. Io credo che a quest'ora vi avervi raccontato velocemente e sufficientemente del progetto che è a Montorio. Grazie anche per la velocità e mi scuso ancora per la
per i video che non sono partiti subito. Purtroppo le tecnologie sono belle quando funzionano, un po' meno quando non funzionano. E l'ultimo intervento di questa sera, prima di chiudere, riguarda le fattorie sociali. Ecco, che come si diceva prima, all'interno delle fattorie sociali si parla anche di interventi assistiti con gli animali. In Italia ci sono circa 9.000 fattorie sociali e solo a Verona ce ne sono una quarantina. Ecco, all'interno appunto di queste fattorie sociali c'è anche l'intervento assistito con gli animali. E qui abbiamo un esempio che appunto la dottoressa Elisa Zorzi della fattoria sociale chiama Le Code di Villafranca, vero, che azienda agricola che poi è diventata fattoria didattica. Esatto. E da lì poi fattoria sociale, e ricordiamo fattoria sociale non è che uno può farla così, c'è un albo regionale dove deve essere, come anche per le fattorie didattiche, devono essere iscritte presso la Regione Veneto. Ecco, magari se ci spiega un po' quello che fate come fattoria sociale, soprattutto per quanto riguarda gli interventi assistiti con gli animali. E poi dopo questo intervento chiudiamo la serata, chiudiamo con modo, diciamo, con una cosa pratica proprio sul campo. Esatto, buonasera a tutti, cercherò di essere breve e pratica, grazie intanto per questo invito, grazie all'Accademia che ospita questo incontro e prima di tutto mi preme ringraziare Stefania Barana perché se sono fattoria sociale è grazie a lei, ecco, grazie. Allora, fattorie sociali, un luogo importante per il rapporto uomo-animale, questo è il titolo della mia presentazione ed è ciò di cui vi parlerò ora. Salto tutta la parte iniziale perché abbiamo poco tempo e passo direttamente alla parte pratica. Allora, perché una fattoria sociale? Una fattoria sociale non è un lavoro qualsiasi, è una questione di aderenza, dico io, perché per me personalmente sentivo proprio il bisogno di unire tante parti di un puzzle, quindi il desiderio di lavorare con gli animali, il desiderio di aiutare le persone e un'azienda agricola alle spalle. Sembrano cose che non possono incastrarsi, in realtà tramite il sistema delle fattorie sociali tutto questo è possibile. Fattoria sociale prima di tutto è un luogo, evito le definizioni perché quelle se vi interessano le trovate nella legge regionale, ma vi dico che cos'è. È un luogo costituito principalmente da un'azienda agricola che sceglie di avere, oltre all'attività agricola, quindi alla produzione agricola, un'attività connessa. Anche la fattoria didattica è un'attività connessa all'azienda agricola e lo è anche appunto la fattoria sociale. Per essere fattoria sociale non è sufficiente essere azienda agricola, ci sono tutta una serie di requisiti, c'è tutta una formazione specifica e alla fine bisogna essere iscritti a questo elenco regionale delle fattorie sociali. Quando si diventa fattoria sociale bisogna scegliere perché si vuole essere fattoria sociale. Mentre la fattoria didattica segue diciamo, i percorsi aziendali che riguardano la produttività aziendale, la fattoria sociale deve scegliere il percorso specifico che vuole attivare nell'azienda agricola. E tra questi percorsi ci sono anche gli interventi assistiti con gli animali. Quindi per chi parte da un'azienda agricola, la fattoria sociale è la possibilità di mettere in atto interventi assistiti con gli animali presso la propria azienda. Il progetto Chiama Le Code, è il nome di questa fattoria, nasce appunto da un'azienda agricola, era l'azienda agricola di mio padre, che aveva una produzione vivaistica e faceva giardinaggio. Mi sono ritrovata con questa azienda in mano e ho deciso diciamo, di costruire questo progetto. L'area dedicata alla fattoria sociale è di fatto un boschetto di pianura, sono circa 5.000 metri quadri, piantumati con alberi ad alto fusto. Ora vi farò vedere qualche foto, quindi immaginatevi questo luogo, è tutto recintato, quindi tutto in sicurezza sia per gli animali che vi vivono dentro sia per gli utenti che frequentano la fattoria. C'è un orto didattico, ci sono i recinti all'interno di questo boschetto, c'è un orto delle piante aromatiche, c'è uno zafferaneto, ci sono le api, ci sono un sacco di animali, c'è della fauna selvatica anche, c'è un po' di tutto, ecco, diciamo. E questo progetto ha ottenuto proprio quest'anno il nulla osta come centro specializzato in interventi assistiti con animali residenziali perché ne aveva tutti i requisiti. Ecco, queste sono alcune immagini della fattoria, quindi questo è l'ingresso del boschetto nel quale si sviluppano poi i vari recinti. Queste sono altre due immagini, potete anche intravedere il mio ufficio nell'immagine a destra, proprio dove c'è l'amaca, è situato lì, e naturalmente i miei colleghi di lavoro.
Tra questi colleghi vedrete sia animali appartenenti alle 5 specie ufficiali che possono essere coinvolte negli interventi assistiti con gli animali, ma troverete anche altri animali che possono altrettanto essere coinvolte in attività assistita con gli animali. Ci sono 3 asini, ci sono 6 porcellini d'India, qui ne vedete 5 perché uno è timido, non si fa fotografare. Ci sono delle galline, ci sono delle capre, c'è una pecora, ci sono conigli, gatti, in particolare quel gatto che si chiama il Cozza, un gatto incredibile che ama le passeggiate su sedie a rotelle, quindi anche su terreno dissestato. Ci sono le api e c'è un'anatra di nome Martina. Tutti gli animali in questa fattoria hanno un nome, a parte le api per ovvie ragioni, però tutti gli altri animali hanno un nome perché sono dei veri e propri colleghi di lavoro, non sono semplici animali. Oltre agli animali, i colleghi di lavoro sono naturalmente i professionisti che fanno parte dell'equipe multidisciplinare che viene sempre coinvolta negli interventi assistiti con gli animali con diversa complessità in base al tipo di intervento. Ma chi mi ha preceduto vi ha già spiegato abbondantemente di cosa si tratta, perciò passo ora immediatamente alla parte pratica. Vi presenterò alcune attività svolte in fattoria. Queste attività hanno in comune il fatto di aver coinvolto persone con una disabilità e per questo vorrei fare questa premessa, perché nel momento in cui ho preparato queste slide, dovendo descrivere anche le attività, mi veniva da dire, non so, Mario, autistico, eccetera, eccetera. E invece no, perché non è la patologia, secondo me, che definisce la persona. In fattoria è vero che c'è una patologia da considerare, però la persona viene considerata con le sue particolarità, prima di tutto come persona, e poi si guarda anche a quello che c'è scritto nella cartella clinica. Tuttavia è importante per me indicarvi anche cosa la cartella clinica dice per farvi capire meglio di che tipo di attività si è trattato e come la persona ha potuto usufruire di questo ambiente. Vedrete i visi in chiaro, questa cosa mi ha molto colpito perché quando ho preparato questa presentazione ho chiesto ai genitori di questi ragazzi di poter chiaramente pubblicare queste foto con i volti oscurati e tutti mi hanno detto pubblica pure, non c'è nessun problema, ma non oscurare il volto, perché la felicità che vedono negli occhi di questi ragazzi quando tornano a casa dopo l'esperienza in fattoria è qualcosa che a loro fa anche piacere condividere, quindi vedrete i volti. Emanuele, 23 anni. Prima di dirvi che è un ragazzo con ADHD, Tourette e un deficit cognitivo, vi dico che è un ragazzo entusiasta, curioso, pieno di domande, desideroso di conquistare la sua indipendenza, è gentile, educato, è tantissime cose. Poi la sua cartella clinica dice ADHD, Tourette e deficit cognitivo. Perché la fattoria sociale per Emanuele? Emanuele, lo vedete nella foto in basso a sinistra, sta firmando un contratto di lavoro, perché lui ha il grande desiderio di essere indipendente. Gli piace l'attività all'aria aperta, gli piace la natura e in fattoria ha trovato questa possibilità. Quindi in accordo con la famiglia abbiamo creato una storia, diciamo, nella quale Emanuele viene in fattoria per lavorare. Quindi ha un contratto di lavoro, scritto tra noi chiaramente, ha un foglio presenze, quindi lui mette la firma. Siamo d'accordo anche su una paga oraria, chiaramente simbolica, però ci sono tutte le dinamiche di un vero lavoro. Se arriva in ritardo gli faccio la ramanzina, ovviamente, e quando lavora bene glielo dico, quando invece non lavora bene altrettanto glielo dico. Emanuele in fattoria sta bene, è felice. Pietro ha 21 anni, è un amante della natura, è sensibile, affettuoso e molto collaborativo. La sua cartella dice autismo. Sono stata contattata dalla mamma di Pietro perché avevano desiderio di fargli fare delle attività in natura, perché lui faceva già altre attività, ma in luoghi, diciamo, chiusi, in piscina, andava a fare arrampicata, frequenta centri diurni. I genitori avevano desiderio di un'attività all'aria aperta per lui. Gli avevano avvisata del fatto che per lui svolgere una routine sarebbe stato molto complesso. Allora, in accordo con il suo educatore e con la sua psicologa, abbiamo pensato di proporgli invece proprio una routine. Quindi Pietro è venuto diverse volte in fattoria e con il tempo ha imparato ad essere sempre più autonomo nella sua routine, che prevede preparazione del cibo, preparazione dell'acqua, spazzoliamo gli asini,
E come vedete da queste foto il sorriso di Pietro parla chiaro. Pietro in fattoria sta bene, prova un senso di autoefficacia, prova grande orgoglio. In un incontro sono venuti anche i genitori a vedere cosa succedeva in fattoria, perché loro vedevano arrivare a casa questo ragazzo felice, rilassato, sereno, e erano tanto curiosi di sapere cosa faceva in fattoria. Perciò li ho invitati un giorno, e vedere la soddisfazione di questo ragazzo nel mostrare ai genitori cosa sa fare da solo, senza essere incalzato, è stata una cosa davvero molto bella. Roberta ha 18 anni, se fosse per lei il mondo finirebbe con la sua cameretta, dove passa il tempo a guardare il cellulare, video di gatti e attività di questo tipo. In casa non tocca nulla, neanche le cialde del caffè, perché le fa schifo toccarle. Mi viene chiesto di proporle un'attività in fattoria. In fattoria si scopre amante delle galline. Il pollaio, sapete bene, non è proprio l'ambiente più pulito del mondo, vero? Per quanto io ci tenga all'ordine e alla pulizia nei recinti dei miei animali, comunque il pollaio resta pur sempre un pollaio. Bene, questa ragazza che in casa non tocca neanche le cialde del caffè, in fattoria si diverte moltissimo con le galline, si è appassionata all'anatra martina e qui la vedete all'opera. Filippo ha 7 anni, è un bambino molto molto curioso, molto dinamico, molto attivo. Vorrebbe tanto passare del tempo con i suoi coetanei, però gli risulta spesso difficile, perché Filippo ha una cartella clinica che dice ADHD. E oltretutto Filippo è anche affetto da una patologia rara, non entrerò nei dettagli, ma di fatto è meglio che non si faccia male, non deve ferirsi, ecco, fondamentalmente. La fattoria per Filippo è un luogo magico. Lui in fattoria si può relazionare non solo con gli animali, ma anche con altri bambini suoi pari, condividere esperienze positive, lo vedete dalla sua espressione che è super divertita e può stare in compagnia. Può anche imparare a gestire piccole frustrazioni, perché con gli animali le piccole frustrazioni sono all'ordine del giorno, perché gli animali di fattoria, perlomeno nella mia fattoria, non vengono mai obbligati a fare nulla, quindi il rapporto che si instaura tra l'utente e l'animale è assolutamente spontaneo, naturale e scelto anche dall'animale, anche e soprattutto dall'animale. Quindi Filippo in fattoria vive questo e Filippo in fattoria sta bene. Vi faccio quest'ultimo esempio. Qui abbiamo Matilde e Davide, sono 2 ragazzi che frequentano l'istituto agrario di Villafranca. I loro compagni di classe hanno svolto un PCTO, quindi alternanza scuola-lavoro, in aziende agricole. Nelle aziende agricole spesso, ma anche in altre realtà ovviamente, la performance è al primo posto. In tutti gli ambienti lavorativi, di fatto, possiamo raccontarcela quanto vogliamo, ma la performance è il nucleo dell'attività lavorativa. Per loro quegli ambienti non erano adeguati, pertanto hanno fatto un'esperienza in fattoria, dove a loro non è stata richiesta appunto la performance, ma un impegno a consolidare e arricchire le loro competenze. Abbiamo instaurato delle routine, abbiamo lavorato sui tempi di esecuzione adeguata delle attività e Matilde e Davide in fattoria stanno bene. Ecco. In fattoria si possono fare anche molte altre attività. Ora vi ho presentato dei casi in cui il comune denominatore era una disabilità, però di fatto moltissime attività avvengono anche senza disabilità, anche e soprattutto senza disabilità, soprattutto le AAA, le attività di tipo ludico-ricreativo. Ci sono laboratori per bambini, laboratori che coinvolgono genitori e figli, si possono fare attività per anziani o per gruppi di disabili, si possono fare moltissime esperienze. Quindi, sono nei tempi, cercherò di essere velocissima, ma ho cercato di formulare un elenco dei perché fare attività in fattoria sociale. Prima di tutto perché la fattoria propone e offre un ambiente in cui c'è libertà di movimento in natura. I corpi di questi ragazzi spesso, soprattutto quando parliamo anche di disabilità, vivono in ambienti determinati, artificiali, ristretti, molto statici. Ecco, io penso spesso ai centri diurni dove i ragazzi vengono portati a fare delle attività e per quanto belle e arricchenti siano, spesso sono molto statiche. In fattoria ci sono dei corpi che si muovono in libertà, dei corpi che percepiscono la natura, percepiscono il caldo, il freddo, il sole, il vento, l'acqua, la pioggia,
tutto quello che succede, gli odori, i profumi, i colori, percepiscono tutto quello che c'è. Poi, perché fattoria sociale? Attenzione e autoregolazione. L'interazione con l'animale è un lavoro che richiede molte cose, richiede calma, richiede regolazione, richiede ascolto, richiede attenzione, richiede capacità di leggere il linguaggio non verbale dell'animale. Vi faccio un esempio: il recinto dei porcellini d'India è un recinto dei porcellini d'India, ma in realtà è una palestra, perché il porcellino d'India è un animale timidissimo e se non ci si muove piano e non si parla piano, nel recinto i porcellini mica si avvicinano, perciò il bambino che ha necessità di imparare a contenersi, a parlare piano, a camminare piano, a regolare le forze, nel recinto dei porcellini d'India queste cose le fa, perché tutti i bambini vogliono toccare un porcellino d'India, quindi senza rendersene conto di fatto va a lavorare su questi aspetti. Gli animali offrono relazioni non giudicanti, l'animale non corregge, non rimprovera, non chiede performance. Pertanto chi si trova davanti all'animale non percepisce un'ansia da prestazione e tutto questo favorisce anche la fiducia in sé. Empatia e responsabilità, perché prendersi cura di un animale vuol dire avere un ruolo, non da poco, vuol dire prendersi cura di un altro individuo. Spesso ragazzi che sono oggetto di cura diventano soggetto di cura, quindi sono loro stessi ad avere la responsabilità di curare degli animali e questo è molto importante per loro. Fuori dagli schemi, uscire dagli schemi scolastici, perché la natura stimola l'apprendimento cosiddetto esperienziale, che spesso è più adatto a chi ha uno stile cognitivo, diciamo, non lineare. Linguaggio non verbale, come vi dicevo prima, con l'animale si instaura una relazione senza parole, quindi anche chi, persone nella vita quotidiana, non utilizza il linguaggio verbale, può con l'animale comunicare anche lui con il corpo, esattamente come fa l'animale nei suoi confronti. Riduzione dell'ansia, perché la relazione con l'animale è semplice, rassicurante, autentica, l'animale non è mai ambiguo, è sempre esplicito. E soprattutto, fondamento degli interventi assistiti con gli animali, il fatto che l'animale sia un ponte relazionale importantissimo e molto potente. È un mediatore eccellente che permette, nei casi chiaramente più strutturati di terapia, alle figure sanitarie di infilarsi in una finestra che l'animale è capace di aprire e in tutti gli altri casi comunque l'animale sa creare relazione in una maniera veramente meravigliosa. A un animale non serve spiegare cosa significhi ADHD, autismo, ritardo o altro, all'animale non interessa questa cosa, all'animale basta essere lì, il resto verrà da sé. Tutto molto bello, vero? Bellissimo. È un lavoro meraviglioso, ma fattoria sociale implica anche delle sfide molto importanti, ce ne sono diverse. Si usa dire che sky is the limit, in fattoria sociale invece budget is the limit. Budget is the limit. Come abbiamo detto prima, i relatori che mi hanno preceduto hanno portato questo tema e io lo confermo. Io che vivo in questo lavoro, con questo lavoro e anche di questo lavoro, è chiaro che ci sono sfide burocratiche, gestionali, 1000 carte, 1000 procedure, tante cose, ma quelle si fanno. Però il grande tema è la sfida economica, perché tutte queste attività, nella maggior parte dei casi, sono completamente a carico delle famiglie. Famiglie che sono già abbastanza cariche di tante altre spese, soprattutto quando si tratta di ragazzi con disabilità, a cui le famiglie cercano di diciamo, proporre una vita piena di attività arricchenti per loro. E appunto in fattoria sociale purtroppo spesso, quasi sempre, le attività sono completamente a carico delle famiglie. Questo talvolta costituisce un bel problema, anche perché, come si diceva prima, per fare delle attività strutturate, ad esempio attività educative, serve un'equipe con delle professionalità ben precise, le persone vanno pagate. E quindi io ringrazio Coldiretti, che si sta muovendo in maniera decisa per cercare di far sì che le fattorie sociali magari possano diventare delle unità d'offerta territoriali, magari poter accedere a qualche possibilità per dare possibilità alle persone, perché svolgono un ruolo veramente importante e hanno un potenziale molto molto forte.
Io ho finito, spero di avervi messo voglia di venire a trovarmi in fattoria, qui ci sono i miei recapiti e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie. E con questa relazione, grazie dottoressa Zorzi, chiaramente chi passerà da Villafranca per andare a Pizzoletta, vero? Sulla destra. Esatto, vietato tirare dritto, mettete la freccia a destra. Ci sarà e venite qualcuno a trovarmi. che andrà in visita per vedere insomma da vicino quello che lei ci ha mostrato oggi. Io vi ringrazio veramente che siete per questo essere rimasti qui, sono quasi le 7:30, così attenti, anche chi è in streaming lo saluto da parte dell'Accademia di Cultura, Scienze e Lettere di Verona. Io credo però che ci sia bisogno di ritrovarci su questo argomento, perché oggi ne abbiamo parlato, ma credo che sia importante fare un altro momento su questo tema e di farlo magari con più tempo a disposizione e in modo da poter entrare nel merito di tutte le cose. Oggi abbiamo dato un'inquadratura e credo che sia stato importante farlo. Ringrazio ancora la dottoressa Laura Contalbrigo, ringrazio il dottor Fabrizio Cestaro, il professor Leonardo Zoccante, la dottoressa Camilla Siliprandi, la dottoressa Lia Zorzi, e grazie a tutti voi e grazie di essere